protagonisti di una stagione importante che difende l'idea di uno sviluppo reale che tutela anche il territorio. Il primo che parlerà è il sindaco di Palau, Piero Cucco. Buonasera a tutti, ho fatto 700 km, non so se il Piero Emiliano. Il mio intervento su richiesta di Caterina è un intervento che mi sta molto a cuore perché parla di gestione di litorali, parla delle coste, parla delle spiagge. Quando mi ha proposto di fare un breve intervento su questo ho pensato quale fosse stata l'azione che in qualche modo potesse giustificare la mia presenza qua. Sono tornato nella memoria quando avevamo preso una decisione complicata, e cioè che era quella di migliorare la conoscenza delle cose. E allora abbiamo pensato che gli studi sulle coste, sulla dinamica delle spiagge dovevano essere approfondita. Non era facile spiegare che bisognava investire delle risorse sulla conoscenza. Per questo noi l'abbiamo fatto con l'Università di Cagliari di Trieste, ristrutturando un faro e facendone sede dell'Osservatorio delle Coste, e iniziando azioni di analisi, di campionamenti, di elaborazione e poi di produzione cartografica. All'inizio molti pensavano che quel tipo di lavoro servisse solo per una conoscenza fine a se stessa, insomma, per fare un po' di accademia. Oggi siamo consapevoli che quella scelta è stata una scelta fondamentale. Ci ha fatto capire alcuni argomenti semplici come quelli relativi a come vanno pulite le spiagge, quindi abbiamo cambiato assolutamente la metodologia di pulizia delle spiagge, da mezzi meccanici a mezzi manuali. Ci ha fatto capire quanto era importante la batteria di Posidonia nei litorali, la sua conservazione. Ci ha fatto capire tante cose. Ma soprattutto poi ci ha fatto capire che dovevamo prendere delle decisioni importanti, e così sono nate due esperienze che vorrei raccontare molto semplicemente. C'era una strada che passava tra una spiaggia bellissima e uno stagno. Quella spiaggia stava scomparendo, abbiamo avuto il coraggio di portare la strada a monte della spiaggia. Abbiamo visto, semplicemente portato via il materiale che negli anni era stato accumulato per far passare la strada su un collegamento tra Palau e Caniggione. Si è capito quando la natura poi aiuta, faccia delle cose meravigliose. Nel giro di un anno quella spiaggia si è quasi rinaturalizzata completamente, e sappiamo, come qualcuno diceva prima, che forse consegneremo ai nostri figli qualcosa di meglio di quello che abbiamo trovato. E faccio riferimento a un altro intervento per entrare nella concretezza della situazione. Mi ricordo che il nostro presidente Renato Solo, un giorno che abbiamo incontrato, ci aveva detto: ma come mai a Palau tutti vogliono fare i porti turistici, a Palau non lo volete fare? Fatemi capire perché. E abbiamo cercato di spiegare che c'erano delle spiagge a Palau che una società privata voleva trasformare in porto turistico. Sono spiagge bellissime. Tenete conto che quei progetti avevano già completato il loro iter ed erano pronti a praticamente essere appaltati. C'è voluto un ricorso al TAR del comune di Palau che chiedeva la valutazione di impatto ambientale, altrimenti non necessaria. Per fortuna un giudice capace, normale, un giudice normale, ha detto che ci voleva la valutazione di impatto ambientale. Abbiamo fatto la valutazione di impatto ambientale, è stato uno dei giorni più belli della mia esperienza di sindaco, in una conferenza di servizi agli uffici regionali ambientali da Sud, durante la quale uno solo di ingegneri cercava di dimostrare con metodi americani, con modelli matematici che potevano essere applicati alle Canarie così come a Palau, che quelle spiagge erano spiagge artificiali e che c'era un porto vicino dove praticamente era impossibile il difetto di balneazione. Ai metodi americani e ai modelli matematici noi abbiamo portato 10 anni di studio dei litorali sul posto, su tutta la costa palaese, che ha dimostrato come quelle spiagge sono lì da oltre 2000 anni, come c'è stato un campionamento mensile dal 1985 addirittura a Udine, e ha detto che quelle spiagge non hanno mai avuto un problema di balneazione.
Oggi quelle spiagge sono lì, sono due spiagge bellissime. Il comune di Palau gestisce un porto turistico, lo gestisce come pubblico. Questa gestione del porto pubblico senza clientelismi, ma semplicemente dando il lavoro che è necessario, facendo i lavori di manutenzione, dà al comune di Palau un utile di 350.000 euro che riveste interamente nella scuola, e nella scuola intendo dire che viene fornita la mensa a tutti gli studenti. Vengono fatti i trasporti, vengono pagate, si contribuisce a pagare le gite di istruzione in maniera tale che non ci sia qualche bambino che possa dire, io o qualche genitore, peggio ancora, che possa dire a suo figlio che non lo può mandare in una gita di istruzione. Vengono finanziati i corsi per i lavoratori musicali e teatrali, e vengono finanziati le rate per gli utenti, insomma, chi abita la casa degli anziani non ha la possibilità di farlo. Ho detto queste cose per cercare di entrare sul concreto, che sono i temi che forse più di tutti meritano di essere approfonditi. Chiudo il mio intervento avrei voluto fare un parallelismo tra l'importanza appunto della conoscenza data dal piano paesaggistico regionale e la non conoscenza data da un piano casa che sta creando un paesaggio perduto, un nuovo paesaggio perduto nelle campagne, un minuto solo ancora per portare, magari se può servire, un tema ulteriore. Nel sito del comune di Palau, nei siti istituzionali, cliccando su YouTube c'è un video che il presidente conosce, un video che dura 10 minuti. C'è un altro tema che credo che sia altrettanto interessante come tema di conservazione e di utilizzo del territorio. C'è una struttura militare che era stata usata ai tempi della guerra, poi era stata abbandonata completamente, oggi viene utilizzata per asilo nido, per centro di documentazione, per centro di aggregazione sociale, per oratorio, cinema all'aperto, laboratori teatrali e musicali, e c'è il cinema e il teatro. Se avete 10 minuti di tempo e avete voglia, ci fa piacere. Grazie.